Dopo i primi festeggiamenti di bentornato, sabato, nella notte del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, la festa per Marco Zennaro è proseguita anche il giorno successivo. A Venezia decine di parenti, amici e conoscenti si sono dati appuntamento sotto la casa dell'imprenditore rimasto bloccato per motivi giudiziari in Sudan per quasi un anno, 361 giorni dei quali 75 in prigionia. Da Campo San Bortolo i festeggiamenti si sono spostati attraversando il ponte di Rialto sotto i portici della pescheria. Ti saresti aspettato tutta questa solidarietà dalla città di Venezia? Sinceramente no, però il fatto di crescere a Venezia è un qualcosa di più, valori di intima amicizia, questa città li merita e si è visto nella risposta che ha dato alla mia situazione. Domani sarà già in ufficio. Domani si va in ufficio perché è giusto riprendere la propria attività, il proprio posto nella propria attività. Devo a proposito ringraziare tutti i dipendenti della Zennaro che hanno portato avanti per un anno difficile per tutti, ma soprattutto anche per loro, un'attività imprenditoriale a conduzione familiare e non è facile portarla avanti senza il titolare.